Lui ha 45 anni ed è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale. Lei ne ha appena 11 ed è seguita dagli specialisti dei servizi sociali del comune. È ancora una bambina per la quale una normale giornata di primavera si è trasformata in un incubo. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì tra Parco San Giuliano, Viale San Marco e Via Forte Marghera. Un compito delicato e complesso, vista l'età della vittima. Vittima che sarebbe stata bloccata e aggredita mentre rincasava, ma la dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla madre. Le ricerche delle forze dell'ordine sono state immediate e anche grazie all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza sono bastate poche ore perché i carabinieri individuassero e fermassero il 45enne, italiano e pare senza fissa dimora. Tra chi oggi si trova nell'area di San Giuliano, l'incredulità pare mescolarsi ad un senso di crescente inquietudine. Ci sono sempre più spesso queste cose, anche in zona Carpenedo è successo che una ragazza è stata aggredita da un signore anziano che ha tirato fuori il membro, insomma, quindi è sicuramente un problema che sta succedendo sempre di più, dobbiamo stare sempre più attente noi in quanto donne. Io non la lascerei da sola, sinceramente, mia figlia. Non c'è da fidarsi. Assolutamente no, non la lascerei per principio, per un discorso mio personale. Io mai sentito di queste cose qua, se è una roba nuova, mai sentito. Di solito è sempre tranquillo, se è un fatto, un episodio che è capitato che di solito non capita. Al tardo pomeriggio inizia a peggiorare la situazione. Sappiamo che comunque quando cala la sera, possono succedere, non dovrebbero succedere queste cose, ma evidentemente la gente in giro comincia a impazzire.